senza dubbio, però la donna quando vedo che sorride, balla in allegria è veramente una cosa spettacolare, però dopo mi insegnate, perché io so ballare un po' la samba, però la salsa questa mi manca. Bravi, complimenti. Torniamo da Renato Povelato, presidente dell'Associazione Sovranazionale Popolo Veneto, come anche abbiamo visto l'altra volta nella nostra puntata, e oggi è in veste di qualità appunto del marchio Made in Veneto. Signor Renato, secondo lei qual è il valore aggiunto del Veneto rispetto ad altri territori produttivi italiani? Il Veneto ovviamente ha una storia millenaria, pensiamo che la storia della nostra Repubblica, noi siamo rimasti per 1200 anni in Repubblica e quindi abbiamo una storia, diciamo, sia in termini aziendali ma anche di prodotti notevole. Ovviamente tutte le regioni del mondo sono belle e hanno delle specificità. Il Veneto ovviamente ha le sue, soprattutto io penso noi arriviamo tutti quanti da una produzione agricola, i nostri bisnonni, nonni erano molto, avevano questa specificità di produzione agricola e da questo dopo negli anni 50-60 sono cominciati i primi capannoni, le prime aziende, però questo appunto ha una derivazione molto lontana. Prima si parlava del bosco della Serenissima, dove la nostra zona, io abito a Volpago appunto e conosco benissimo l'agriturismo del Basei, conosco benissimo anche il papà di Sebastiano Ivano, che lo saluto, e da lì praticamente c'è stata anche sempre, penso all'Arsenale di Venezia che veniva a produrre, ma soprattutto anche a lavorare le piante già dal bosco, perché praticamente le piantumavano in modo che curvassero, in modo da fare anche praticamente gli scafi delle navi. Quindi noi abbiamo anche dal punto di vista diciamo aziendale una storia di tantissimi anni. Attualmente rispetto alle regioni abbiamo dei prodotti ovviamente attrattivi che sono, qualcuno ce l'abbiamo anche qua, che sono il prosecco, che sono dei rossi appunto, penso anche alla zona del Garda, penso anche alla zona ovviamente del Trevigiano come prosecco, e quindi abbiamo una variabilità di prodotti sia come vini ma anche alimentari. Penso ai panettoni, al Pandoro è nato a Verona, quindi abbiamo una storia sia aziendale ma anche di prodotti soprattutto alimentari che è notevole. Io so che una delle soddisfazioni più grandi, una delle soddisfazioni proprio, è rappresentare questo marchio. Ma se facessi questa domanda a lei, qual è la soddisfazione che ogni giorno porta a rappresentare questo marchio Made in Veneto per lei? La soddisfazione è vedere le aziende che appunto aderiscono. Noi, come dicevo, siamo appena partiti, quindi quest'anno è il primo step, il primo anno, quindi ci vorranno 2 o 3 anni per fare un contenitore dove si possa avere diciamo una variabilità anche delle aziende, però è bello soprattutto anche il contatto e mettere anche in contatto le aziende, perché per esempio le faccio anche un esempio classico, che vogliamo fare anche interazione tra le aziende. Per esempio c'era un'azienda metalmeccanica che andava ad acquistare una macchina da utensili, andava ad acquistarla all'estero e è venuta a conoscenza proprio attraverso Made in Veneto, che c'è stata un'altra azienda che ha aderito al nostro portale, che facevano proprio questa macchina, e quindi adesso praticamente hanno preso contatti e le prossime volte ovviamente ci sarà anche un rapporto da fare anche tra aziende che fanno parte di Made in Veneto. Quindi penso che questa sia la soddisfazione più grande. E qual è il messaggio che vuole lanciare invece oggi alle aziende venete che appunto che non conoscono ancora questo marchio? Allora, il messaggio che voglio lanciare è di lavorare assieme, cioè qui non c'è qualcuno che vuole dire alle aziende entrate nel portale e dovete fare questo. E il messaggio che lancio io e che lancio assieme i miei collaboratori è quello di dire lavoriamo assieme, facciamo anche un'associazione assieme, quindi di dare massima importanza alle aziende ma anche a farle lavorare assieme, che producono delle idee, ci dicano anche loro come è meglio fare questo cammino assieme,
quindi una compartecipazione dei tecnici ovviamente che ci seguono nel nostro portale, ma anche delle aziende, quindi un lavorare assieme. Questo penso sarà il segreto. È proprio vero, far gruppo, no? Certo, far gruppo insieme certamente. per capire dove si sbaglia, dove si può migliorare, che è la cosa più importante al giorno d'oggi, soprattutto per le aziende, per crescere ancora di più, no? Certamente, certamente. Va bene Renato, grazie mille. E passiamo appunto la parola a Sebastiano Baseggio dell'Agriturismo Basei, nel cuore del Montello, come vi ho detto prima, la loro cucina legata al bosco appunto della Serenissima, in cui ci ha portato queste prelibatezze. Grazie nuovamente. Le chiedo, signor Alessandro e Sebastiano, secondo lei cosa rende il Montello un luogo unico anche dal punto di vista gastronomico? Beh, credo che appunto partendo dal vino ci sono delle terre che riescono a garantire un buon prodotto con delle buone qualità. Poi credo che comunque sia una zona legata molto a allevamento e coltivazione, quindi si possono trovare prodotti di qualità molto salutari e ci sia anche una storia culinaria che permette di realizzare poi questi prodotti in dei piatti che danno soddisfazione e anche riescono a unire le persone come una volta quando si mangiava in famiglia, si trovava la domenica tutti assieme, e quindi penso sia importante, e penso sia importante anche perché è una zona molto ricca di queste aziende agrituristiche che riescono a portare questi piatti, queste specialità a molte più persone. E qual è la cosa, diciamo, che vuole lasciare il cliente nel momento che va via dal suo ristorante? Che ricordo vuole lasciargli in quel momento? Secondo lei? Allora, il ricordo che noi vogliamo lasciare tramite il nostro cibo è appunto un buon ricordo di aver mangiato bene, di essere rimasti lì magari con dei parenti, amici o persone care e aver condiviso un bel momento, e sicuramente il fatto di tornare, perché poi quella è la soddisfazione più grande. Se ritorno vuol dire che sono stati bene, che abbiamo fatto il nostro lavoro nella maniera migliore. Come abbiamo visto, lei comunque ci ha portato dei prodotti, no? Vuole magari dirci cosa ha portato, come sono stati, diciamo, fatti alcuni, anche perché sono curiosa per quella. Vabbè, qui abbiamo alcuni dei prodotti, partendo dal pane che viene fatto appunto, noi abbiamo un forno a legna dove facciamo sia il pane che focacce, e poi non abbiamo qui oggi, però facciamo anche la porchetta poi che viene cotta nel forno a legna e lasciata lì una notte. Abbiamo delle crostate realizzate con le nostre composte, abbiamo dei salumi come salame. Le marmellate anche le fate voi, giusto? Sì, le composte sia di frutta, sia lì abbiamo una composta di cipolle che è ad abbinare con formaggi o con cibi salati, e abbiamo anche dei sottaceti che facciamo sempre noi. Poi abbiamo degli insaccati, abbiamo della lonza che viene prima messa in salamoia con sale e zucchero e poi affumicata, e lo stesso discorso vale per la pancetta che facciamo noi. E le crostate con le nostre composte e i nostri vini che vengono prodotti appunto nel nostro territorio del Montello, il Prosecco e i Rossi. Quindi lei è più del team salato o dolce? Io personalmente team salato, soprattutto quando ha fame, il dolce ecco. ci sta dopo. Il dolce viene dopo. Sì. E qual è oggi, secondo lei, la sfida che portate avanti ogni giorno rispetto ad altri agriturismi? Non la vedo come una competizione, una sfida, però parlando noi personalmente avremmo il desiderio di ampliare e completare un po' la nostra azienda, fornendo poi un alloggio sempre a livello agrituristico che ora ci manca per chi viene poi a mangiare o a visitarci, quindi per il pernottamento. Vuole magari fermarsi lì, no? Sì, esatto, passare magari la notte lì, completare un po' la struttura da quel punto di vista. E un'altra, diciamo, sfida potrebbe essere quella di ampliare appunto la nostra vendita e produttività di queste bottiglie, che è una linea lanciata poco tempo fa e vorremmo appunto evolverla. Quindi ricapitolando, andiamo nel suo agriturismo, ci fermiamo, mangiamo un boccone, dopo andiamo a fare una lunga passeggiata in questo meraviglioso bosco e dopo si alloggia direttamente nell'agriturismo. È il progetto futuro e speriamo di realizzarlo a breve. Assolutamente sì, l'importante è crederci e sono sicura che siamo capaci di realizzare qualsiasi cosa. L'importante giustamente è sognare e crederci ogni giorno. Esatto. Grazie Sebastiano, Grazie a voi. passiamo la parola a Alessandro Tosato, come vi ho detto prima, di Garden,
Gardiplast, loro appunto sono specializzati nella plastica, quindi con tecnologie di ultima generazione. Si stava spiegando prima quali sono le tempistiche, come viene diciamo assegnato appunto la plastica, come viene strutturato, è stato anche interessante perché dall'altra parte magari per chi non sa, vuole conoscere questa azienda, vuole approfondire, magari vuole anche non so, realizzare qualcosa appunto con la plastica, c'è Gardiplast di Alessandro Tosato. Signor Alessandro, le chiedo, oggi per lei invece qual è la sfida più grande per un'azienda che lavora con la plastica? Allora, prima di tutto la sostenibilità, che è importantissima, e perciò l'azienda si è dotata già da diversi anni di un sistema di trigenerazione e abbiamo utilizzato un bando della Regione Veneto. Prima si parlava di associazioni e noi siamo associati sia con Fapi Venezia sia con Fartigianato Padova, proprio per creare gruppo, e siamo riusciti ad attingere dei fondi per trasformare il gas tramite un motore in energia elettrica, perciò produciamo energia elettrica pulita e nel sistema riusciamo a raffreddare dell'acqua per i nostri impianti, per le nostre presse. Abbiamo inserito anche un impianto fotovoltaico proprio per cercare di impattare il meno possibile. Nel nostro sistema produttivo stiamo molto attenti nella rigenerazione della plastica, cioè i pezzi scarti o i sfridi che è il materiale che inietta sul pezzo finito, vengono macinati, riutilizzati. Quelli che non vengono riutilizzati vengono mandati fuori, vengono ritrafilati per avere la seconda vita della plastica. Volevo ricordare che comunque la plastica è totalmente riciclabile. E dobbiamo un po' sfatare il discorso che la plastica è assolutamente un male. La plastica fa parte ormai del nostro mondo, infatti ognuno di noi utilizza tutti i giorni plastica. L'importante è che la rispettiamo, che quando ha finito il suo ciclo produttivo venga reinserita nel modo giusto, perché i sistemi adesso di granulazione, di ripristino dell'inserimento della materia plastica nel ciclo produttivo ormai sono eccezionali, perciò sta a noi portare avanti sempre di più, anche spiegando già ai bambini e ai ragazzi il rispetto del rifiuto, che è un rifiuto ma può essere rigenerato. Quindi lei, per rispettarla, dall'altra parte, per chi ascolta, cosa intende esattamente? Vuol dire che nel momento in cui il mio pezzo non mi serve più, va inserito dentro nel cassonetto della plastica, o meglio ancora, se il mio pezzo può essere eventualmente riutilizzato, prima di buttarlo nel rifiuto, evidentemente ci sono anche dei sistemi di riutilizzo. Io so che comunque ci ha portato dei prodotti, mi avvicino un attimo che così li voglio prendere in mano per capire un attimino anche da chi dall'altra parte ci sta guardando. Ci può per favore spiegare? Certo, allora, questi sono di granuli di plastica, in questo caso questo è un ABS che lo utilizziamo tanto per capirci, le tastiere del mouse, la tastiera del computer, che è un materiale che viene utilizzato per fare dei componenti. Può arrivare neutro e masterizzato. Queste sono delle palline di master rosso, in questo caso, che viene utilizzato una percentuale per colorare, oppure si può compoundattare in modo che il materiale arriva già colorato per poter inserire. Questo ad esempio è un prodotto, è un polipropilene rigenerato con delle fibre di minerali, in cui dà l'effetto proprio di un pezzo non di plastica ma quasi un po' particolare di legno. Io ho portato anche un pezzettino per far capire com'è la nostra lavorazione della materia plastica. Il materiale entra tramite una tramogia, entra su un cilindro che viene riscaldato a 200, 250, 280 gradi in base alla tipologia del materiale. Per un piccolo gelo di un paio di millimetri il materiale entra, è quasi acqua, corre, ha tutto un percorso e ha dei puntini in cui lui si inietta e fa il pezzo. Lo stampo si apre, ha degli estrattori che buttano fuori il pezzo, e il pezzettino che noi troviamo su
un telecomando ad esempio, eccolo qua, si raffredda, cade e dopo questo pezzo è pronto per essere consegnato al cliente per il suo utilizzo finale. Per voi che siete appunto dall'altra parte, che non sentite ancora sa proprio da plastica, cioè nuova. Sì. Prima volta proprio che si sente questo odore che viene proprio della plastica appena fatta. E qual è, che tipo di mercato invece servite oggi, più locale o internazionale per fare questi prodotti? Allora, il nostro mercato è nazionale e abbiamo diversi clienti che sono stati acquisiti da gruppi stranieri, perciò in maniera secondaria lavoriamo anche con Austria, Germania, Francia. E diciamo che la nostra forza è stata quella di cercare sul mercato clienti di tantissimi settori e clienti medio-piccoli, proprio per non essere vincolati sul settore nel momento in cui magari c'è per vari motivi una crisi e sentirsi un attimino non riuscire ad avere altri sbocchi di mercato. Perciò la nostra forza è quella della flessibilità e di lavorare su più settori in maniera contemporanea. Ok, perfetto, grazie Alessandro di queste informazioni. Passiamo appunto alla signora Francesca, come vi ho detto prima, dell'azienda Salvan, Vigne del Pigozzo, con sede a 2 Carrare a piedi dei Colli Euganei. È una cosa veramente bellissima, soprattutto far parte di questi colli, fare questa meravigliosa anche camminata e assaggiare del buon vino nell'azienda Salvan. Francesca, lei mi stava appunto parlando di questi vini particolari. Uno che comunque state ancora lavorando per capire se c'è appunto la possibilità di salvarlo, diciamola così, no? Io so che ci ha portato, diciamo, 3 bottiglie da quello che vedo, no? 3, no, scusate, io stavo guardando 3 e più anche, Madonna, piene di bottiglie, 7 bottiglie. Vuole un po' spiegarci cosa ci ha portato? So che ci ha portato rosso, sì, allora, oltre ai vini che ho nominato prima, quindi Turchetta, Friularo in versione rossa, in versione spumante, ho portato anche oltre il limite e altro, che è il nostro vino più importante, è un Colli Euganei DOC rosso a base di Merlot e Cabernet, che produciamo solo nelle annate migliori. Ecco, l'etichetta, come vedete, è anche molto particolare, è stata premiata qualche anno fa come migliore etichetta italiana per i vini rossi ed è nata dalla collaborazione con un artista e un poeta, ecco, quindi anche una storia interessante, ecco, e penso nell'ottica della collaborazione nascono molte delle nostre iniziative che poi fanno anche sognare un po' chi ci viene a trovare, ecco. Quindi ho portato, oltre al vino, ho portato anche un po' del nostro territorio. Noi appunto ci chiamiamo del nostro mondo, esatto. Noi ci chiamiamo Vigne del Pigozzo. Pigozzo è una piccolissima località e esisteva, adesso stiamo cercando anche quella di salvarla, una festa, la Sagra del Pigozzo, una festa molto locale, e una delle caratteristiche di questa festa era che ogni anno veniva prodotto un cucco, quindi un fischietto di terracotta, e abbiamo ripreso questa tradizione attraverso l'associazione Cucari Veneti. Dall'anno scorso abbiamo deciso di riprendere ogni anno a produrre questo fischietto, e fa parte sempre un po', no, del nostro Veneto, dell'artigianalità, delle tradizioni, che è bello che siano mantenute. E quello che vedete è il fischietto del 2025, poi abbiamo portato anche una barca. Non so una barchetta. No, ecco, una barchetta perché sì, la vedo. Ecco, noi ci troviamo lungo il canale Battaglia, un canale che ha secoli di storia, e una delle esperienze, no, che mi chiedevi, Pamela, che si possono proporre è sulle vie d'acqua di veneziani. Infatti stavo aspettando che prima mi parlasse del vino e poi avrei cominciato, ok, adesso può dirci l'esperienza che possiamo fare nella sua vigna. Prego. Ecco, allora noi proponiamo ovviamente degustazione di vino, poi per chi ha voglia di scoprire anche qualcosa di più, una delle esperienze che proponiamo è la degustazione abbinata a una gita in barca. Ecco, noi ci troviamo lungo questo canale. C'è un club remiero che può accompagnare i turisti a fare un'esperienza in barca remi sulle vie d'acqua dei veneziani, quindi con la corlina, con la voga alla veneta, quindi con un remo solo. E il canale poi non ha questo fascino che può magari avere la riviera del Brenta, però le storie che si raccontano sono molto interessanti, perché attraverso questi canali sono viaggiate molte persone, molte merci, molta storia, tra cui per esempio anche la trachite che ha pavimentato Piazza San Marco a Venezia, è stata portata dai Colli Euganei a Venezia attraverso
con queste imbarcazioni, ecco, quindi c'è molto di interessante da dire, da raccontare. Quindi si fa proprio questo percorso con la barchetta Sì. e i vari vini, no? Ecco, allora diciamo noi siamo adiacenti al canale, però poi uno scende dalla barca, poi si sbarca nel pontile esattamente di fronte al 500esco Castello del Cattaio, che è a 200 metri dalla cantina, che consiglio di visitare perché è veramente meraviglioso. Quindi tra ville, castelli e canali poi si arriva pieni di bellezza e di cultura, si arriva per concludere un po' la giornata, il pomeriggio di degustazione, e si può fare l'esperienza appunto di assaggio, che è sempre abbinata poi a prodotti tipici del territorio, quindi principalmente salumi e formaggi prodotti da nostri colleghi della zona. E diciamo così, il vostro cavallo di battaglia qual è? Diciamo il vino che più vi rappresenta. Il vino, diciamo il nostro vino più importante appunto è questo Oltre il limite e altro, da abbinare con un buon formaggio stagionato, un grana padano, oppure con una buona fiorentina, una buona carne. E poi ne abbiamo anche altri. Ecco, diciamo l'uva, noi siamo un'azienda specializzata soprattutto nella produzione di uve rosse, da noi viene molto bene il Merlot e ne abbiamo varie versioni, e poi appunto come curiosità abbiamo queste antiche varietà che sono sicuramente interessanti perché è qualcosa che non si trova in altri luoghi, quindi è un motivo di viaggio e di scoperta che soprattutto chi viene da lontano è interessato a scoprire qualcosa che si trova solo solo qui. Assolutamente sì, soprattutto quando si parla di buon vino. Certo. Grazie signora Francesca, ed ora è arrivato il momento che so che stavate aspettando, perché so che vi è piaciuto anche a voi questo ballo latinoamericano. Ecco a voi Agua Salsa. Vives historia y todas tus facetas no pueden ser euforia. Loquita por mí, con mi cariño en la balanza y toneladas de piedras. Nada tiene más peso a como quiera mi morena. Mi tóxica maniática de tierno corazón. Loquita por mí y te amo. Terca, paranoica, sarcástica, nerviosa, media loca. You're my crazy bitch. Yo te amo así, peleona, posesiva y celosa, vanidosa. Baby, así yo te quiero. Cerca, paranoica, sarcástica, nerviosa, media loca. Boy, you're my crazy bitch. Yo te amo así, peleona, posesiva y celosa, vanidosa. Loquita, te quiero. I know what you like. Es el chico de las poesías. Tienes un delirio de bichota y me tienes controlado. Mi loca, tú eres mi propia Shakira, facturando y nunca llorando. No te dejo de adorar aunque fastidies y me enojas. Relaciones sin problemas, nadie vive esa historia. Todas tus facetas no pueden ser euforia. Loquita por mí, mi cariño en la balanza y toneladas de piedras. Nada tiene más peso como quiero a mi morena. Mi tóxica maniática de tierno corazón. Loquita por mí y te amo. Terca, paranoica, sarcástica, nerviosa, media loca. You're my crazy bitch. Yo te amo así, peleona, posesiva y celosa, vanidosa. Baby, así yo te quiero. Terca, paranoica, sarcástica, nerviosa, media loca. Bravissimi, complimenti, mi è venuta voglia di ballare anche a me la salsa. Ed ora pubblicità, ci vediamo tra poco.